Eccoci ragazzi, giornatona spettacolare per un giro che aspettavamo da tempo, oggi in compagnia di Giampaolo e Simone. Cosa faremo Giampaolo oggi? Cosa ci aspetta di bello? Oggi Paolo è Bitiliti Day. Bitiliti Day, nel senso che perché faremo... oggi ci cimenteremo con la temuta ferrata del Coglians, impegnativa sicuramente, quindi per noi una scelta sicuramente interessante, ma dettata anche un po' dalla pigrizia, devo dire, sai, perché l'ultima volta che sono salito sul Coglians ho fatto tanta fatica sui ghiaioni del lato sud, ecco. E allora per evitarci i ghiaioni in salita aggiriamo il problema, saliamo da nord. E quindi i ghiaioni ce li serbiamo per il ritorno, quindi Esatto. Paretona, la mitica ascesa ferrata nord del Coglians, e poi rientro verso il Marinelli e quindi rientro alla base al rifugio Tolazzi e vai. Eccoci ragazzi, a questo punto siamo arrivati all'attacco, altro non ci rimane che imbragarci, sacra vestizione, e poi la parete iniziale, il debutto è questo. Eccoci ragazzi, siamo arrivati a un terzo della salita e qui abbiamo il libro di vetta da firmare, che però l'abbiamo trovato un po' fradicio. La buona volontà c'era, vero Simon? Sì, c'era. Avremmo volentieri lasciato la fila, però non è effettivamente in condizioni utili per lasciare la nostra impronta.
Eccoci ragazzi, un piccolo pulpito prima di riprendere il secondo tronco, che è questo. Ecco qua ragazzi, in prossimità della cima c'è un fittone che si è staccato, quindi massima attenzione. Dai Simo, butta dentro quel fittone così a Paolo sembra che sia a posto e all'adrenalina del passaggio. Questo è sicuramente uno dei passaggi più belli di tutta la ferrata, è vero Simon? Sì, bello. Bellissimo. Ecco, l'unica cosa è che qua non bisogna soffrire di bitiliti, perché qua siamo 700-800 metri a strapiombo. Ragazzi, che figata! Giunti alla terza tratta c'è Giampi che scalpita perché ha una fame, non vede l'ora di addentare il suo panino. Eccoci ragazzi, conquistato il tetto del Friuli a 2780, grande soddisfazione. E qui abbiamo trovato una bellissima campana, vediamo se suona meglio di quella del Montasio. Decisamente un suono cristallino. Ci sono stati dei passaggi che hanno richiesto doti muscolari significative, questo però all'inizio, tanto per scoraggiare chi insomma sottovaluta questa ferrata, però diciamo che dalla seconda e la terza tratta è tutto un divertimento perché è ricchissimo di appigli e c'è veramente tanta soddisfazione da arrampicare, e diciamo che la fune, il cavo serve solo come sicurezza, ma si può usare, no, le mani disinvoltamente. La roccia già ci offre tutto quello che serve. Qui c'è un panorama a 360 gradi e ci vorrebbero almeno un paio d'orette per dar libero sfogo al Giampaolo per indovinare e menzionare tutte le cime che ci circondano. Quindi oggi ci limiteremo probabilmente a individuare quelle che sono, diciamo, più importanti, o comunque quelle che siamo riusciti a conquistare in questi ultimi anni, no?
Secondo voi questo Graco è austriaco o italiano, visto che si trova esattamente sulla linea di confine? Eccoci ragazzi, anche oggi si va di insalatissime messicana con fagioli rossi, mais, carote, peperoni e naturalmente tonno. Qua c'è l'eterno dilemma: cosa fare delle bucce di banana? Buttarle giù nel crepaccio oppure riportarsela a casa? Che facciamo? Portiamo a casa. Grande Simon, portiamo a casa, quindi spazzatura. Beh Giampi, a questo punto dobbiamo sbizzarrirci un po', almeno indovinare qualche cima, alcune tra le più importanti. Qui siamo naturalmente affacciati all'Austria, accontentiamoci Giampi di individuare qualche cima delle nostre. Qualche cima, dai, sì, esatto, una cosa così veloce, a braccio, esatto, come sì. dicono i friulani, a piel di cunin. E quindi guarda, bel Peralba meraviglioso, Qua, sì, così bianco, splendido. Però poi abbiamo i grandi colossi dolomitici, esatto, perché in direzione della campana di vetta possiamo vedere l'Antelao. Sì. Vediamo Esatto, sì. l'Antelao, vediamo alla sua sinistra il Civetta, spostandoci un po' più a destra, bello grande, sembra che abbia quasi 3 cime, quasi un tridente, il gruppo del Sorapis. E alla sua sinistra, leggermente coperto dalle nuvole, la Marmolada. Direi di non soffermarsi oltre. Boh, magari giusto il pelmo che ha la caratteristica bravo. sagoma, no? Che sembra un grande trono. Poi ci spostiamo su questo versante dove abbiamo le Giulie in fondo e naturalmente qua sotto le Carniche. Cosa possiamo menzionare, Giampi? Gli splendidi monti che abbiamo raggiunto proprio recentemente. Esatto. Guarda, là in fondo si vede molto bene la creta di Aik con la sua caratteristica forma, ferro da stiro. A fianco c'è poi Zermula, no? Esatto, molto bello. Si vede il Sernio, Sernio e la Grazzaria. E poi in secondo piano abbiamo le Giulie, quindi tutto il gruppo del Caninchino, il Monte Forato. Poi c'è il grande Montasio che abbiamo appena raggiunto. Se volete potete guardare il video bellissimo in sovraimpressione. E poi accanto c'è il Jofuart, esatto. Alla loro sinistra riconosciamo il Mangart. Alla destra del Mangart il Tricorno che svetta in lontananza. Il Giampi ha fatto un bignami, una sintesi estrema, ma ho dovuto trattenermi. Ecco, se no non bastava il nastro, dobbiamo dovuto tagliare un po'. Bene, adesso ragazzi ci prepariamo per la discesa, che sicuramente sarà meno impegnativa, ma non per questo bella, perché arriveremo al Marinelli e naturalmente Simone vuole lo strudel, che in diversi rifugi ne erano sprovvisti, quindi speriamo che al Marinelli almeno uno strudel per il grande Simo ci sia. Oh Simo, ci hai dato 10 minuti di distacco in questo ghiaione. Certo, è Simone, il mago del ghiaione. Qua stavamo guardando col Giampi il Floriz che abbiamo fatto in bicicletta. Se volete vedere il video, bellissimo, in sovraimpressione il link. E poi abbiamo scollinato e siamo scesi a Margat Plumes e poi Rigolato, c'è un bellissimo giro. Giunti al Marinelli, è una delle poche volte che lo vedo sgombro dalle nubi e offre veramente un paesaggio spettacolare.
Simon, leggi dolci, leggi dolci. Crostata con marmellata fatta in casa. E Strudel di mele. strudel di mele, top. Partita stamattina solo per questi. Resta da vedere se ce l'hanno, no? Sì, è vero, come sia finito. Superlativo. E forse è una macchina? No, ma ti pare che siamo tipi che vengono sul marinello? Ragazzi, Scusa, abbiamo fatto una ferrata ma secondo di te, coglia, ma siamo, guarda in guarda, faccia. polverizzati. Veniamo su con la macchina e noi al marinelli. Evviva ragazzi, super! Mangiamo un strudel. Addirittura caldo. Incredibile. Top. Non sarà mica meglio delle insalatissime. Se la gioca con insalatissimi. Eccoci ragazzi, raggiunto il Tolazzi, quindi il punto di partenza ed arrivo per questo giro, che è uno dei giri più belli che ho fatto, una delle ferrate più belle, no? Giro molto appagante, indubbiamente. Ce l'avevamo nel mirino da tempo, no? Questa Esatto, ferrata, questa sì. famigerata e temuta ferrata del Coglians. Beh, direi che l'abbiamo fatta, ci siamo difesi bene. Una ferrata che è dichiarata molto ostica, che poi si è rivelata insomma anche molto godibile in molti punti, no? Bene ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale Freebikers MTB Group. Ciao, alla prossima.